napoletano su Sembia. Sono qui per dubbi, perplessità e perché mi diverte certe volte. Oggi, essendo sabato e pure ieri, diciamo, avendo avuto, diciamo, parte del pomeriggio libero e non tenevo a fare un cazzo, praticamente mi metto come al solito a spulciare sui vari, su quello che mi gira, no? Entro nel mio canale, poi sotto sapete come funziona, ci sono dei altri video, altre cose, vedi delle cose abbastanza divertenti, che poi ne parlarmi, chiesto perché è divertente. E attendetemi un secondo, ma scusate una cosa, subito arrivo. Un po' d'acqua, acqua, acqua. Ecco qui un po' d'acqua. Ecco qui l'acqua. Benissimo. Scusatemi, sapete che oramai già tenere sempre un bicchiere d'acqua a disposizione perché lì lei sul bicchiere. E quindi niente, praticamente vedi le cose pure abbastanza divertenti come sempre che fa barba, ci va a barba e c'è sta gente che Massimo La Torre, ciao Massimo, c'è sta gente che si fa barba senza tenere a barba e ti può pure spiegare un rasoio, magari ti vuole pure spiegare l'efficacia di un rasoio. C'è sta pure chi usa un sciavetto, mano libera, ti può spiegare tutte cose, però poi lo trema a mano quando va a pigliare sta roba a mano perché non dovete avere paura, non qua, non là, poi la trema a mano usa una volta ogni 2 anni per fare vedere che pure... Ah, devo vedere ogni tanto lancia una sfida, lancia una cosa. Bello mi pure io uso sciavette, capita, come mi taglio pure con la normale, ma non è successo niente, non faccio un dramma, però forse la tua onnipotenza non ti permette di stare rilassato, di stare libero, sereno pure quando c'è un taglio. Massimo, buon pomeriggio e buon... no, ma facilità Massimo, le bollicine, stranamente, che stiamo in Veneto, no? A Prosecco piace a gogo, però ti dico che le bollicine mi hanno sempre fatto acidità e col passare degli anni ancora di più, avendo problemi allo stomaco anche, come tanta di cosa, giusto per cagnare, stanno un po' aspetta, sta luce, pare che sto facendo interrogatori, pare che stanno due commissariati. E niente, mi porta acidità, preferisco altro, diciamo, qualcosa di più secco, qualcosa di più... Solitamente le mie preferenze variano da rum, gin, queste cose qua, chiaramente non sempre, perché sennò cara malato, qualsiasi abuso non è mai buono, quindi qualsiasi cosa, pure troppa acqua forse fa male, non lo so. Quindi allora, le perplessità quali sono? Allora, tornando al Mull di Rocca, l'R41, questo qua che ho comprato, non ricordo dove, però sul negozio Amazon, sicuramente non a AliExpress. Quello che mi fa meraviglia di questo rasoio bellissimo, che funziona bene, tra l'altro l'ultima barba l'ho fatta proprio con questo. Qual è? Qual è? Qual è? È che solitamente questa roba qui, mamma, sto data luce mi serve la luce, perché ecco qui. Fa parte di altra roba molto blasonata, molto gettonata, che praticamente porta pochi riferimenti, salvo il nome, il marchio di fabbrica qua sopra, poi il resto per quanto riguarda la piastrina e, e il coprilametta, il portalametta e il coprilametta non hanno alcuna nomenclatura, alcun marchio made non si sa dove viene fabbricato e questa è una cosa che un po' fa oggi come oggi, anche se poi ci sono dei falsi, e ve lo garantisco, io
a Napoli ho visto cose assurde, veramente zainette e cose varie di marchi noti, veramente che a un momento parevo mi falso rispetto a quelli che venivano là. La gente ha detto, ora come va a chiappare in un negozio. Zainetti Spyground, vi dico pure il marchio, tanto, cioè, non è che stiamo pubblicizzando, stiamo facendo. Però talmente fatta buona che parevo mi falsa. La gente ha detto, ora come a chiappare. Ma veramente cose fatte veramente con un'attenzione, certe volte anche le troppe attenzioni sono quelle che poi, rispetto per voler essere troppo, diciamo, diventa... Allora, quello che mi fa meraviglia di questo rasoio, che dovrebbe essere un rasoio prodotto in Germania, i tedeschi ci tengono molto a mettere il loro marchio Made in Germany. E te lo scrivono ovunque dove più possono, perché t'hanno a fa capire che un loro vanno orgogliosi della loro fabbricazione e fanno bene, tra l'altro. Mentre noi quasi ci mettiamo scorno, Made in Italy, ci mettiamo scorno perché diciamo che magari gli italiani non siamo capaci di fare cose, non siamo, quando poi ci invidia tutto il mondo, qualsiasi cosa facciamo in macchina e tutto il resto, anche se poi ovviamente c'è gente che ce l'ha in altre cose, in altri campi e quindi c'è chi fa, non è casi cioè non voglio dire che con questo, però la differenza tra questo che non ha alcun marchio Made in Germany e ve lo mostro, ve lo posso mostrare anche su una penna, no? Per esempio questa pure la cavi con la stilografica, anche fatta in Germania e sul pennino c'è scritto Made in Germany. Intorno qui alla corona e sopra c'è scritto Made in Germany. Quindi loro ci tengono molto a, diciamo, a precisare le origini del loro rasatura tradizionale. Antonio, perché? Ci tengono molto a precisare l'origine di quello che fabbricano, ci tengono molto a marchiare le loro cose e questo lo ritrovo anche in questo rasoio che è il GSN Forstoff che spesso uso, usavo più prima che oggi, devo dire la verità, più prima che ora, dove, vedi, Made in Germany qua sopra c'è scritto, ok, questa è la seconda piastra, poi c'è la piastra questa qua, ecco qua, dove pure è specificato sotto, vedete, è scritto, addirittura qua sotto, sotto al cappuccio, è scritto, qua sul manico non riuscite a vedere perché la scritta è veramente piccola e purtroppo non avendola, stando con la fotocamera frontale, non posso mettere a fuoco, però c'è scritto anche lì, ci tengono molto a chiarire la provenienza di quello che loro producono, ad evidenziare questo punto, perché cioè, per me è una cosa, quindi quando vedo questi rasoi, tipo come il mio R41, spero non sia un caso di quei rasoi falsi, che pure sulle Pelican c'è scritto Made in Germany, c'è scritto, cioè se vai sulla punta, sulle cose, sul pennino, sulle cose c'è scritto, quindi alla fine fa strano quando poi vedi un qualcosa prodotto da loro e non vedi scritto Alessia Mataroli, ciao, ma io ti conosco, non lo so, mi stai facendo una domanda alla quale non posso risponderti. E non credo, guarda, ti dico subito, ti tolgo il dubbio, perché alle superiori, dato che la classe, io ho fatto il radiotecnico, quindi montatore riparatore, apparecchi radio TV, mi sono diplomato come radiotecnico, cosa inutile, perché oggi il radiotecnico è una cosa che non esiste più, perché oggi sono gli assemblatori, prendono i pezzi, saldano, se li saldano ancora le persone, ma tante volte vengono saldati da robot perché sono delle saldature, delle micro saldature che devono essere effettuate in una certa maniera, quindi la mano umana non è capace di effettuare questa saldatura. Sì, alle superiori sì, d'accordo, la scuola era abbastanza ampia, c'era pure il campo degli ottici dove c'erano le ragazze, ma la mia classe proprio eravamo tutti maschi, per la maggior parte, prevalentemente eravamo tutti maschi. E quindi diciamo, credo sia un po' remota la possibilità. Poi sì, nella scuola c'erano alcune ragazze, alcune cose. E Alessia, sì, non ricordo tutti i cognomi, ne conosco tanti, se sei di Napoli, magari se hai frequentato. Allora,
Poi no, allora no, ti dico subito no. Almeno quello me lo sarei ricordato, per quanto certe volte possa stare incoglionito, però me lo sarei ricordato. Allora, salute tradizionale, un video con i video, tutti i sensori. Ok, dai, t'aspetto, va. E quindi questa cosa certe volte o sono prodotti fatti da terzi, dove il nome appare soltanto così per tante cose, alcune volte per convenienza, per motivi commerciali e cose varie, viene poi prodotto da terzi. Però vi dico che nel caso dell'R41 mi sorge qualche dubbio, stanno girando tantissimi rasoi falsi su AliExpress. Ciao Riccardo. Il grosso Riccardo. E quindi tante volte fanno produzione di terzi e poi dopo nomenclano con il loro nome o magari, ecco, non tutti, tanti produttori magari sì, fanno cose a nome loro, quindi assegnano il compito a terzi per fare cose. E questa è una cosa che un po', non dico mi lascia perplessa perché il rasoio funziona bene, va bene, non dà problemi, anzi è un bel rasoio, quindi voglio dire, però peccato alcune volte per i particolari, Madonna mia, oh. Basta, dai, è bello scherzare, però dai, vai avanti. Ok, va bene. E quindi alla fine ecco la cosa, diciamo, che lascia perplessi e che fa suscitare anche dubbi, perché se io costruisco un qualcosa, per esempio anche i coltelli che io facevo, mettevo la mia sigla sopra, a parte che li riconoscerei perché il disegno dei coltelli lo facevo io, quindi voglio dire, non è che un domani può venire uno, ah, questo è il coltello che hai fatto tu, no, li riconosco, so come li faccio, li marchiavo apposta, diciamo, anche per una cosa di... E i disegni li facevo io su carta a mano, seguendo ovviamente la geometria che serviva tra vari, diciamo, per portare sempre un equilibrio, deve essere sempre una cosa equilibrata, come lo sono le penne, come lo sono i rasoi e tutto, deve avere un punto di equilibrio, quindi tutto deve girare attorno a questa cosa, a questo punto di equilibrio. E il bilanciamento è importante in qualsiasi cosa si usi, da un coltello a un rasoio a finire a una penna stilografica, sì, che anche quella ha bisogno di essere bilanciata, perché quando le penne sono sbilanciate non si scrive bene, quindi anche quello aiuta all'uso delle cose, qualsiasi cosa. Quindi, niente. Eh, Poi passiamo, vabbè, a parte la cosa esilarante di qualcuno che vuole insegnare qualcosa senza sapere cosa stia insegnando. Magari certe volte ci capita che magari si usa, che ne so, quando si vanno ad usare, ecco qua, questi qua, che sia sciavette, che sia mano libera, alcune volte nelle riprese, quando si fanno delle riprese, abbiamo bisogno di invertire le cose, quindi è chiaro che per bilanciare, per tenere equilibrio, ecco qua come va messo, poi come uno più si trova, però quando vai da questo lato e hai già la difficoltà, cosa fai? Abbassi questo che non ti cambia e quindi fai la casatura così, però qualcuno dice, ah, se fai così hai dei problemi, perché no, non ho nessun problema, è semplicemente perché per una questione di ripresa dove io ho il telefono avanti, già vicino allo specchio, ho difficoltà a guardarmi e tutto, diciamo, Sara, mi saluti, ciao Sara, mi,
è chiaro che devo cambiare per forza di cose l'impugnatura perché non posso stare così perché mi darebbe fastidio. Già non ho visibilità dello specchio, quindi vado così e cerco di reggerlo così per andare tranquillo, ma non è che io ho problemi o cose varie, quindi gente che vuole insegnare queste cose, il mano libera fosse per me lo userei sempre, però ovviamente diventa poi noioso usare sciavetta e mano libera quando... Quindi diventa per me, cioè, questa veramente è la rasatura tradizionale. Sciavetta e mano libera, veramente sì, certo, anche i tre pezzi, i due pezzi e via dicendo, i rasoi così appartengono al mondo della rasatura tradizionale, però gli strumenti più affascinanti sono, sono proprio questi qua, sono proprio mano libera e sciavette di più il mano libera che lo sciavetto, perché il monolama ha sempre il suo fascino, è sempre bellissimo e già il rumore che fa quando ti radi è una cosa proprio veramente che già ti prende, è qualcosa che già... gli sciavetti, sì, tante persone variano per lo sciavetto, girano per lo sciavetto perché magari, ecco qui, andare ad usare un mano libera porta pure degli impegni, porta pure spese, altre spese, diciamo, non piccole, che sono quelle delle vetri, dove sul canale pure di Riccardo potete vedere, Riccardo qui presente, potete vedere che affila comprapietre e quindi vi mostra anche l'affilatura di questi strumenti. Io uso cose più spartane per affilare e arrivo al risultato sì, però diciamo in modo diciamo sempre tramite vetre io, però altri sistemi. E quindi potete vedere dei video dove ci sono dove lui mostra delle pietre che prende apposta per affilare e quindi non costano poco, non costano poco, ci sono pietre che veramente costano tantissimo e oltretutto sapere affilare non è da tutti, quindi tante persone che non sanno affilare i rasoi svoltano per lo sciavetto, nulla di... anche perché in parte lo sciavetto è più comodo perché prendi la lama, la butti, ne metti un'altra, puoi variare lama e quindi diciamo in parte è comodo, mentre il mano libera ha bisogno di più attenzioni, molte più attenzioni, tante cose in più che non servono allo sciavetto. Lo sciavetto dovete fare solo attenzione, magari nel caso prendiate delle boiate, delle cinesate così, fate attenzione perché questo l'altra volta mi si è allentato il fermo, quindi la lametta traballava e mi sono fatto un paio di tagli. Quindi anche su questi bisogna fare attenzione, bisogna stare bene con gli occhi aperti perché diciamo non sono di questa affidabilità. È chiaro che se ne prendete ce ne sono certi che costano pure parecchio, se prendete quelli è chiaro che già meglio va questo che è un Universal a mezza lama e fa il suo lavoro in maniera decente, quindi voglio dire, poi vabbè ci sono i vari Feder, ci sono i vari Kai, Boger e via dicendo che sono fatti con più accuratezza, con materiali diversi, con... Ciao Daniele! Sono fatti proprio tutta in un'altra maniera. Quindi diciamo che alla fine c'è da spaziare sempre nel mondo della rasatura, però sono giunto al discorso di questi qua perché fa ridere questa cosa di chi vuole spiegare cose che nemmeno sa usare bene, ti vuole insegnare, ti vuole fare, ti vuole dire. È vero che giocando con le lame il taglio all'ordine del giorno. Ciao Piero! E quindi capita durante una rasatura, durante una cosa, specie perché ha imperfezioni sul viso, capita il brufoletto che va via,
e magari la poca predisposizione quel giorno alla rasatura dove puoi tagliarti la distrazione certe volte, gioca. Però diciamo che in linea di massima con una buona idratazione si riesce sempre un po' a moderare questi fenomeni, queste cose. Però sul brufoletto ovviamente c'è poco da fare, ci passi, lo tagli, è una lama, ci passi, lo tagli. Luigi Comito, Luigi Comito, questo è un cognome conosciuto del quartiere mio. Ciao Luigi. Ma forse c'è qualche parentela proprio dove abito io, qualcuna in più. E niente, che altro dire? Niente più. Le mie perplessità ve le ho mostrate per quanto riguarda il rasoio. E credo, ma a questo punto, dire la verità, ne volevo prendere pure qualcun altro della Murle, però ovviamente vado a prendere qualcosa quasi di simile, se non uguale. Quindi c'è un altro rasoio che invece sta qui, però credo che verrà molto dopo nel tempo, perché mettiamo un po' in sfida le case americane sui rasoi. Se prendo l'altro mettiamo un po' in sfida, che poi è una sfida che già è stata fatta. E quindi alla fine, però sarà divertente per me confrontare questi due rasoi. Uno fatto in Canada, va, vedo pure sto spoiler, vengono vantaggi, va, quindi già potete capire cosa posso prendere. E l'altro fatto poi invece, quest'altro qua, che è il Rex, che già vi ho mostrato, rasoio fantastico, proprio veramente fantastico. Certe volte quando ci si domanda dove si arriva, dove si può arrivare, è meglio comprare un sapone. Dici Massimo, dici tu meglio comprare un sapone che un rasoio, dici? Sì, vabbè, le preferenze cadono sempre su cose. Il sapone è importante, certo, l'ho detto sempre, il sapone è una cosa importante, è chiaro che anche lì troviamo vari livelli, dai saponi più costosi ai saponi meno costosi, quindi sì, però avere un bel rasoio è anche una bella sensazione, credimi. E, certe volte anche io mi domandavo, sì, ma spendere per un rasoio magari cifre grosse, cosa ti porta? Allora, c'è un limite tipo come le penne stilografi, come tante altre cose, come le armi, come in tutti i campi, come i coltelli. C'è sempre un limite oltre il quale tu paghi il brand e paghi l'impreziosire questi oggetti, nel senso che anche le penne stilografiche, quando prendi le penne stilografiche, il cella Cella è un buon rasoio, sì, accompagna una barba, diciamo. Ma ripeto, il rasoio, anche il rasoio da 10 euro, cioè la barba ve la fate, se ci prendete la mano vi fate una bella barba, perché ho mostrato pure rasoi da 2 euro, da 4 euro, dove ti fai la barba e riesci a raggiungere anche il BBS per l'assurdo, quindi ci sono rasoi che, però a quelli devi fare un po' di attenzione perché hanno una geometria veramente abbastanza pericolosa, va? Non sono rasoi per chi inizia, sono rasoi già per chi ha una certa esperienza, per non uscirne leso ovviamente. E rasoi pure quando sei arrivato a una quarantina di euro già hai un ottimo compromesso, hai un buon rasoio. Però poi ecco, quando si sale di prezzo come il Rex, là oltre ai materiali che sono duraturi nel tempo, fatti bene, le rifiniture, perché anche quello si pagano, le rifiniture, più sono fatte bene, più sono rifiniti bene, più a millesimo vanno.
più aumentano i costi dei materiali, più è buono il materiale, più costa. E quindi ecco qua, se io prendo un rasoio, lo realizzo, ecco qua come il Tatara, questo famoso rasoio realizzato in titanio e cose varie, costa perché? Perché il titanio di per sé non è che abbia prezzi esagerati, ma quello che ci vuole per lavorarlo costa. Quindi le utensilerie, le macchine che servono a lavorare il titanio costano perché eh, 10 euro, se 10 euro ti compri il rasoio ti fai la barba tranquillamente, è vero, il cella paghi in altri 6-7 euro a vaschetta di cella e quindi ti fai una barba tranquillamente, ma io lo dico sempre, la barba è una cosa che si possono fare tutti e per tutti. Da tutti i prezzi, non è che se compri il rasoio da 10 euro, il sapone pure il Proraso 2 euro al supermercato dove sto io, compri la vaschetta di Proraso, ti fai la barba tranquillamente, poi tutto il resto è chiaro che il post rasatura e via dicendo sono cose che vengono che non possono avere ovviamente i saponi più economici perché manca poi dopo alla fine la base di oli essenziali e cose varie che ti aiutano un attimino a idratare meglio, a trattare meglio la pelle. È come se io prendo, nel caso delle donne, no? Prendono la crema da 2 euro e una crema che costa 40, per il viso, là è sono altre cose, quindi si entra poi nella cosmesi, quando i saponi cominciano a salire di prezzo, come un Andrea Bianchi, come un Pantarei, come tanti altri saponi, là si entra nella cosmesi perché ci sono all'interno prodotti e cose varie che servono per la cura della pelle, servono ad aiutare la pelle sotto stress, quindi sono cose in più che è chiaro che un sapone, le profumazioni, soprattutto anche le profumazioni, che è chiaro che magari un sapone più economico ha un settore più chimico, mentre se prendi un sapone di prezzo più alto ha una profumazione diciamo un attimino più curata. Quindi sono anche queste le cose che bisogna vedere, che non sono essenziali per Rades, parliamoci chiaramente. Matteo Rossi, buongiorno, buona giornata e buon fine settimana, buon pomeriggio, buona fortuna. Lavoro in una fabbrica metalmeccanica, quindi e alla fine quindi sono tante le cose da tener conto che per quanto riguarda il sapone, sì certo se ne può fare a meno degli oli essenziali, se ne può fare a meno di una profumazione diciamo di una certa maniera, di una piramide olfattiva più curata, non sono cose diciamo che basilari come l'after, come un profumo, io posso prendere un profumo, che ne so, da Lidl, ok, che assomiglia vagamente a un profumo, diciamo, di brand prestigioso e dire, però bisogna vedere la durata, bisogna vedere quanto profumo ci può stare, un profumo è chiaro che è quello, è una questione di scelte alla fine, non è che, e come ben sapete, e come vi dico sempre, io non vendo niente, non faccio, cioè non ci guadagno niente, prendo le cose, mi piacciono, ve le mostro, vi faccio vedere, quindi è chiaro che cerco sempre di prendere qualcosa che piace a me, che sicuramente piace a me, può non piacere a voi, quindi grazie Matteo. Nivea, allora della Nivea o degli after della Nivea, anche bicomponenti, e sono ottimi, devo dire la verità, come sia balsamo che lozione sono ottimi, devo dire la verità, non costano una fucilata e sono buoni, veramente, veramente sono buoni, sono piacevoli. Anche il bicomponente alcolico, quello che ho io, è veramente piacevole. Quando- Sì, quello è un sapone che prenderò. Quello è un sapone che quando potrò prenderò. Per ora ho messo in scaletta un paio di rasoi. Poi se riuscirò a realizzare col tempo, ovviamente perché sapete che
Una passione non deve poi un attimino degenerare e diventare un'ossessione dove resti a fine mese asciutto con tante priorità, resti asciutto e quindi sì, è un sapone che voglio prendere quello e ce n'è pure qualcun altro che pure mi stuzzica, della Barberia Carottese. E quindi ci sono un paio di pezzi che voglio prendere di sapone, un paio di saponcini bellini. Quello che ti fotte poi alcune volte su questi saponi, alcune volte gli after che costano veramente, là ti fanno pensare un po' come tanti che certe volte ho citato nei miei video, che trovo un attimino, ma non voglio dire fuori mercato, cioè per le mie tasche diciamo è un attimino tanto da spendere, quindi è una spesa che va ponderata, va un attimino riflettuta, perché non mi sento di spendere soldi per soldi a quel livello per comprare, diciamo, un after, per quanto grande possa essere. Quindi però il colla è uno di quelli che voglio prendere. E la differenza sicuramente ci sarà, non ho dubbi, sicuramente vedrò qualcosa di bello sicuramente. Poi anche perché, come sempre vi dico, quando si vanno ad investire dei soldi, devi ritrovarli nel prodotto e nell'uso, perché se io vado a investire soldi e il prodotto magari non mi soddisfa, non va bene, non è fatto come mi aspettavo, non dico che deve prendere 100% le mie aspettative, tante volte le superano pure alcuni prodotti le mie aspettative, perché il business è così, certe volte c'è roba strapagata e certe volte becchi roba che invece allora vai un po', però non è il caso del Colla, che comunque è una casa affermata, quindi eh, non è quel caso lì, però a certe volte ci sono anche prodotti stravagati che dici ma veramente ne vale la pena, perché è facile che si sveglia uno la mattina, c'ha culo e comincia a fare prodotti e ci vuole culo per partire, diciamo, o hai le vie per essere già lanciato e certe volte li dovrebbero lanciare veramente, lanciare proprio fuori dal mercato perché alcune volte ci sono cose che veramente non... Però si sa, alcune volte le cose sono strane, poi bisogna fare attenzione. Ci sono alcuni canali che io poco c'ho a che fare e che non seguo per niente, nemmeno nomino perché i canali amici sono quei pochi che nomino, altri vabbè non li conosco, non è detto che, però ci sono alcuni che proprio vanno a cash, che vanno proprio, bussano proprio a soldi, nel senso che se gli viene regalata la roba ne parlano bene, se non gli viene regalata cominciano a parlarne male, ma questo lo sappiamo, quindi su tutto è così, quasi su tutto, c'è questa cosa, io dico meglio non parlarne a un certo punto e dare un parere più onesto che magari sparlare di un qualcosa, perché come sempre dico, quando si va a sparlare di un qualcosa bisogna pensarci bene. Prima di tutto bisogna sapere se si hanno le competenze di parlare o sparlare di un qualcosa. E seconda cosa si gioca con il lavoro di altre persone, poi lasciando stare i cialtroni che girano anche nell'ambito commerciale, gente che fa cose che vale niente, sanno che non valgono niente, però le vogliono vendere per oro e ci riescono certe volte. Quindi altre volte magari vanno ad urtare
contro chi magari ne capisce, quindi però siamo sempre là. E c'era un professore di filosofia di mia sorella che diceva, sai l'affare come si fa? La mattina scende uno stupido e uno intelligente e fanno l'affare. Quindi eh, è anche questo, oltre, cioè oggi vedete anche nei vari canali che girano sui social, dove ci stanno ragazzini che mostrano stronzate e si campano la vita. Tu dici, ma perché la tua non è una storia? Sì, ma noi sono cose amatoriali più che chiamare cose, però veramente ci sono. Oggi l'esempio che poi vanno anche in televisione, gente che due parole insieme non le sanno mettere, vanno anche in televisione, quindi voglio dire, quello è il peccato più grosso perché poi dopo i ragazzi giovani prendono esempio da questi personaggi, vanno ad emulare il loro modo di fare, di vivere, vogliono almeno cercare e quindi tante volte si rovinano. Quindi è tutta una cosa, qua per fortuna è un campo dove siamo tutti abbastanza adulti per riflettere sulle cose che vogliamo, che si possono fare o che non si possono fare. Però le passioni tante volte travolgono anche le persone adulte, ne ho visti tanti negli anni farsi prendere la mano da passioni e rovinarsi per mettersi in competizione con altre persone che invece avevano possibilità più ampie di giocare con queste passioni. Quindi io parto sempre dal principio, se una cosa la si può fare, la si fa, se non la si può fare, si rimanda, addirittura si rinuncia, perché niente è d'obbligo nella vita, niente è una cosa che si deve fare per forza, nessuno ce lo impone. E certe volte c'è gente che per farsi, non lo so, farsi aggraziare da personaggi magari che sono in un mondo, ci sono tanti campi, le armi pure, ho visto gente spendere più di quello che guadagnavano per mettersi in competizione con persone che per loro fortuna stavano bene, per essere diciamo presi nel mondo di queste persone, ma alla fine di far parte del mondo di questi personaggi, diciamo, ma non sono i soldi che fanno una persona per bene, tantomeno fanno una buona persona, non sono quelli che fanno una buona persona. Quindi alla fine sempre andare con i piedi di piombo, sempre stare con i piedi a terra perché bisogna sapersi contenere nelle cose. Certe volte pure a me è capitato di fare qualche passo, diciamo, grande, ma l'ho fatto per me, per la mia persona, non l'ho fatto per, ovviamente sempre nel possibile, perché cerco sempre di valutare cosa posso o cosa non posso, se davvero posso farlo o non posso farlo. E lo stesso è anche in questo campo, si può strafare anche nella rasatura, dove vai e ti svegli la mattina e ti vai a comprare il rasoio di 600 euro. E là va in gioco, vedi l'impreziosirsi dei materiali, c'è anche un progetto alla base che costa, parliamoci chiaramente perché quando anche il rasoio ha un suo progetto, può sembrare assurdo che uno può dire ma perché allora ci stanno rasoi da 2 euro che ti fai la barba lo stesso? Sì, ci sono, perché il rasoio è una cosa che esiste da tanti anni, quindi ci sono mercati dove si lavora a basso costo e quindi si fanno cose, eh, certe volte sono cose inguardabili, certe volte sono cose che esistono da talmente tanto tempo che è facile riuscire a farle funzionali, più che bene funzionali, ok? Quindi si riesce a raggiungere discreti livelli per avere un qualcosa che comunque non è malaccio, ok? Quindi alla fine vi dico sempre, vi porto sempre lo stesso
lo stesso esempio, c'è sta la Ginao che fa penne stilografiche che ci scrivi, sì, d'accordo, sono belle d'apparenza, scrivono anche che non c'è male, devo dire la verità, perché i cinesi sanno lavorare bene, non è che fanno solo cose a cazzo, sanno lavorare anche bene, poi i materiali, vabbè, si entra in quello che è, però e poi quando prendi una penna che invece comincia a costare soldini, comincia a salire e là si sale fino a cifre assurde proprio, sono penne 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 euro, e tu dici, ma che cazzo fa sta penna? Cioè ti sputa libri, ti scrive libri da sola. Là entra il discorso materiali preziosi, entra il discorso unicità del pezzo, come gli orologi, l'orologio cammina sempre uguale, se prendi quello da 10 euro e prendi quello addirittura di milioni, si parla di milioni. È più bello, sì, è più bello, come gente che compra il Rolex falso a 1000 euro, come che invece si fa bidonare, prende il Rolex da 30.000 per 8.000, 9.000 euro, il Rolex ho pagato 10.000 euro in meno, per coglione, fatto solo a 10.000 euro. Ok, ma questo è in tutto, quindi pure nei rasoi sono entrati con le contraffazioni, il mercato è entrato con le contraffazioni, cose varie, vabbè. Pazienza, si sa che quando una cosa può far guadagnare, la contraffazione è lì, è dietro all'angolo. Hanno fatto contraffazione anche di dentifrici, spazzolini da denti, lamette, vi parlo di plasticoni per farsi la barba, ma vi parlo di annissimi fa, già 30 anni fa c'erano sui blé della Gillette, chi non se li ricorda, eppure quelli sul mercato 30-35 anni fa, 40 anni fa c'erano pure falsi, pure quelli già all'epoca, che provenivano dallo stesso mercato. Quindi identificavi le cose da piccoli dettagli, piccole cose, che quindi il mercato della contraffazione c'è sempre stato, laddove girano soldi, laddove c'è fonte di guadagno, eh, c'è pure la contraffazione. Quindi è chiaro che tutto fa brodo. Vabbè, voglio. Detto questo, ci siamo fatti un po' di compagnia. Non so se più tardi farò un video o meno. Penso più no che sì, perché ne ho fatto uno giovedì, oggi siamo a sabato. La barba me la faccio sicuro, tra oggi e domani me la faccio sicuro la barba. Però non so se produrrò un altro video. Forse no, forse no. Vengo a portare sempre le stesse cose, diventa poi noioso perché posso variare, le cose che posso variare sono piccole, poi mi voglio godere un attimino gli strumenti che a voi non piacciono, quindi mi voglio godere un attimino con tranquillità, con saponi e strumenti che a voi non, cioè, a parte che già vi ho mostrato, voglio andare con tutta calma, se no vi do un altro, vi tiro un altro mattone da 40 minuti di cose che già avete visto, diventa un po' pesantino. E anche se poi 40 minuti, oddio, oramai quello che dovevo dire l'ho detto nella live, quindi diciamo alla fine avrei anche poco da parlare, sarebbe pure una barba veloce, però preferisco conservarla per la prossima settimana e pensare bene a, a cosa andare ad usare. Ma io ci la prossima volta vi saluto, vi auguro buon fine settimana, buon sabato sera, buona domenica. E allora noi ci andiamo a trovare a fare Canada Auto, voglio, meno male, ma riceve pure, perché se già stesso lavoro, fosse un problema. Quindi speriamo di stare sempre in buona salute e poterci divertire con, con quello che ci piace, con quello che ci piace. In un mondo è pieno di cose belle, di cose brutte.
noi scegliamo le belle, quelle che più ci piacciono, e cerchiamo di stare in compagnia, tenerci compagnia e confrontarci nel- nelle nostre passioni. Ciao, Aiù, buona serata. Allora, come sempre, andiamo a vedere come dobbiamo interrompere. Ciao, ciao Lucio Barbatoro, voglio raccomandare il tuo canale, mi fa sempre piacere trovare nuovi iscritti, vi saluto tutti e grazie sempre.